Abbasso la natura. Scherzo. Bene, quindi come potete aver indovinato, ridendo e scherzando, siamo arrivati al 2 giugno del 2020 e sempre ridendo e scherzando, i cappelli sono brutti, scherzo, questo è il secondo video che faccio quest'anno. Se voi guardate la cronologia del mio canale vedete che ho fatto un video a gennaio e poi questo video qua. E insomma, quindi sono successe un sacco di cose in questo 2020, ma non le abbiamo registrate. Non le abbiamo io, Pietro e Kociancic registrate. Sto scherzando, sono sempre la solita persona, sono soltanto io. Vedete, ridendo e scherzando, siamo arrivati molto tardi nell'aggiornare il video. E dunque, cosa possiamo dire? Allora, innanzitutto ci troviamo, sto scherzando, sono soltanto io, insomma, ridendo e scherzando, sono davanti alla suggestiva cornice di Villa Clerici, che è a Niguarda, quindi un quartiere a nord di Milano, potremmo dire periferico. Questo è un po' il centro di Niguarda, oddio, sto scherzando, perché il centro è dove c'è la chiesa di là, quindi qui siamo più o meno nella periferia della periferia. Quindi ridendo e scherzando ho detto sono a Villa Clerici. E dunque, che è un posto molto bello. Io sono stato una volta qui a vedere un concerto di Davide Van der Sproos nel, penso, 2012, e quindi gli occhiali mi stanno male, ridendo e scherzando, sono passati 8 anni. E cosa volevo dire? Cose che sono successe sinora, da gennaio 2020 a giugno 2020. Cose molto interessanti da notare, per esempio, è che sia gennaio che giugno hanno all'interno sia una G che una N che una O. Vabbè, insomma, le mascherine sono comode. Ridendo e scherzando ho fatto un gioco di parole legando 2 mesi che non c'entrano molto uno con l'altro. E insomma, cosa è successo in questo periodo, in questo lasso di tempo? Ma insomma, un sacco di cose, non è che devo dirvele io. Coronavirus, non so se l'avete notato. La chiusura di tutto, le rivolte in America per tutta quella faccenda lì quel povero signore ucciso dalla polizia, e il tizio americano, iraniano, come piacevole sentire gli elicotteri. Ridendo e scherzando ho detto che era americano, invece iraniano, il tizio iraniano ucciso dagli americani all'inizio dell'anno. Insomma, un sacco di cose incredibili sono successe. E però non è che questo video è fatto per raccontarvele, ma è per far notare quanto tempo passa così ridendo e scherzando. Questa maglietta è nuova. Scherzo. Quindi insomma, ridendo e scherzando, si possono fare delle tante considerazioni. Il tempo fugge, non fisicamente, perché non è una persona il tempo, però insomma, uno si distrae un attimo e si rende conto che non ha aggiornato il canale video per un sacco di tempo. Quindi questo video sostanzialmente è per rimediare a questo grosso buco di non video fatti. E dunque vi saluto e potrei farvi un'ultima rivelazione, perché ridendo e scherzando, nel senso che questo video è un video scherzoso, e quindi ho fatto il video ridendo e scherzando. Ciao! Non ho finito di fare. Boh, ciao!